Mediante gli oms di Israele, in che di e ieri strenzus pardoglie, Saul ha scongiurato il popolo così. Cal sedi maludit, che il mangerà algo prima di usgnot, prima che non mi sedi svindicata dai miei nemici. E nessuno dal popolo non cercava bottiade. Tutte le int è passato per un bosco, là che ieri partiere bosco di mil. Il popolo ha passato per il bosco e vede che la mila gotave, ma nessuno non portava le mani alla bottia perché aveva in riguardo al giuramento fatto. Jonathan però non aveva sentito pari a imporre il giuramento al popolo. A slungare le spicce del bastone che aveva in mano e lo toccò al boccio del mil. Poi al portare le mani alle bocce. Allora i suoi si illuminarono. Un de troppe al ciappale per aule al disè. Topari alla imponuto al popolo che giuramento. Che al sedi maluditi, che il che vuoi al pararaiù alc sebbene che il popolo è finito e morto. Jonathan rispondè alle colpe di pari di disgrazie che non sia capitate. Non vedevo che io avio le robe dopo di aver cercato un frego di mil. Se l'int aveva mangiato dal Rafat che aveva rubato ai nemici, i filistei non avrebbero chiappato una scopola più grande. In che di batterono i filistei a Micmas fin a Yalom, e il popolo non poteva più. Allora il popolo si buttò su Rafat, alciò le bestiame minut, bus, vigliei, io fase fur partiere e attaccà a paraiù, io sank e dut. I diserin a Saul così, il popolo sta pecchiando quinti dal Signore, perché calmanti ciar col sank. Allora lui disse, ho mangiato al pat, rodorai michi una grande piere. Poi Saul al disse, lait ca, e là, fra mies de inte disei, ognuno calmeni d'ogni il sobò e il soroc. Io offrirei sculì e io mangerei senza pecchià, quinti dal Signore, mangiando col sangue. Io seminare in d'ogni ognuno che aveva regonato, in Kegnot, e lo sacrificarono tastes Luca lì. Saul fase su un altare per il Signore, che era il primo altare che lui fase. Disse a Saul, a ninguno di Gnot, corinda ora i Filisteus, e ne tigno di tutti, finché al vendì. Non vindi la Saul anche un uomo. I risponderin, faccia che tu crodis. Ma il predi disse, a ninchi, d'ogni Dio. Saul ha interpellato Dio, io di laiù a corio da ora ai Filisteus, io metteras tutte le mani di Israele, ma lui in che dì non risponde per aule. Allora Saul al disse, passai chi due altri, sto restando al popolo, ci rit fur con puntiglio, c'è colpe che voi o podin ve fatte, come che le ver che il Signore al viv e che gli dà le vittorie a Israele. Anche se si tratta di mio figlio Jonathan, Allah di morì impreteribile. Ma nessuno dal popolo non lo sa rispondergli. Allora lui disse a tutto Israele, Quattris mettesi di una bande, e io a mio figlio Jonathan si metterin di che altre. E il popolo gli rispondeva a Saul, faccia che tu crodis ben. Allora Saul al disse, Signor, Dio di Israele, palese tu che il calè innocente. La brustiete toccò a Saul e a Jonathan, e il popolo resta libero. Disse a Saul, tirate le brustiete fra me e mio figlio Jonathan, e toccò a Jonathan. Allora Saul gli disse a Jonathan, contimi ciò che tu hai combinato. Jonathan rispondè, ho dome cercato un sclip di mil con la ponte dal bastone che avevi in mano, o sei pronto a morire. Saul al torna a chiappare parole, che Dio mi fasi che smal e che mi mandi anche di pies se tu Jonathan non tu mueris. Ma il popolo gli disse a Saul, perché hai di morire Jonathan? Lui che ha il merito di queste grandi vittorie di Israele, puas mai no di quel tanto. Com'è vero che il Signore al viv non colerà a basso un sol chiveli dal suo chiaf, perché lui ha agito con Dio. Così il popolo ha salvato Jonathan che non morì.
Saul ha rinunciato a Corio da Ura ai Filisteus e i Filisteus arrivarono a Telortiere. Saul, dopo aver ben immaneato il suo reame sopra Israele, ha fatto guerra di tutte le bande, quindi dai suoi nemici, quindi di Moab, dagli Ammonizi, di Edom, da re di Zobe e dai Filisteus, per tutta la calleve al vinceve, a fare spettacoli di valore, al battere gli Amalecizi e al deliberare Israele di che lo tibiavano. Saul ha avuto che figli, Jonathan, Isbaal, Malcusè, i suoi due figli avevano nome, Merab la prima, Mical la seconda. La femmina di Saul aveva nome Achinoam, figlia di Achimaz, il suo restante Soschiris aveva nome Abner, figlio di Ner, barba di Saul. Chis, pari di Saul, e Ner, pari di Abner. Erano figli di Abiel. Fin che viveva Saul, le guerre quinte dei Filisteus e fu sempre dischiadenate. 12 uomini, poi bulos e gagliars, Saul gli tirava d'onge e si teneva per suo conto.